Sono stati appaltati dal Genio Civile di Agrigento, diretto dall'architetto Rino Lamendola, i lavori di manutenzione straordinaria della strada di collegamento del centro urbano di Agrigento all'ospedale San Giovanni di Dio e alla strada provinciale 15 incontrata con Solida, che saranno avviati prossimamente grazie alle risorse stanziate dal governo Musumeci su proposta dell'assessore al ramo Falcone per un importo complessivo di 1,2 milioni di euro. Il progetto, redatto dai funzionari del Genio Civile, prevede la scarifica e la ripavimentazione del tappetino bituminoso del suddetto tratto stradale, oggi caratterizzato da una serie di buche pericolose per gli automobilisti e soprattutto per i motociclisti. I lavori saranno rifiniti con una nuova segnaletica orizzontale e con un tratto di gabbionata a protezione della strada. Dunque un nuovo passo lungo il percorso. In questi 2 anni il Genio Civile, molto attivo nell'ambito della manutenzione stradale, a supporto dei comuni e del libero consorzio comunale agrigentino. Siamo lieti di continuare a offrire il nostro contributo, afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola, affinché possa essere ridotto quel gap infrastrutturale che ha progressivamente isolato la provincia di Agrigento, tarpando le ali al suo sviluppo socio-economico. Grazie quindi alla professionalità e all'impegno dei funzionari incaricati e alle risorse stanziate dal governo Musumeci, negli ultimi anni, conclude Lamendola, stiamo realizzando una serie di lavori di manutenzione della rete stradale provinciale. In effetti, nel corso degli ultimi 2 anni, il Genio Civile di Agrigento ha eseguito in tempi molto rapidi i lavori di restyling delle strade attraversate dal Giro d'Italia 2020, come ad esempio la via Luca Crescente, la via Crispi, via Emporium a San Leone, le strade attraversate dal Giro di Sicilia 2022, tra tutti la più importante, Leonardo Sciascia Villaggio Mosè Agrigento e il centro urbano di Canicattì. Inoltre il Genio Civile di Agrigento ha già avviato i lavori in fase di completamento per la manutenzione della strada provinciale Naro Campobello di Licata, della strada provinciale 32 Ribera Cianciana, della strada provinciale 35 Portella di Sciacca Lucca Sicula, della strada provinciale 35 Lucca Sicula Bivio e della strada provinciale 88 che collega la strada provinciale 36 e la 47. Contestualmente, fatto molto importante, è stata appaltata la progettazione esecutiva per l'ammodernamento del tracciato della cosiddetta strada Mare Monti, che presto si arricchirà di un collegamento a servizio dei comuni di Alessandria della Rocca e di Cianciana. Oltre a tutto questo, nell'ambito delle infrastrutture, il Genio Civile di Agrigento ha progettato i lavori di restyling del porticciolo turistico di San Leone, attualmente in fase di esecuzione con la direzione dei lavori in capo al Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana.